Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, gli strumenti per sostenere l'inserimento lavorativo, ne parliamo con Luca Fontana. La cooperativa culturale Varianti. Per la rubrica Abecedario Cooperativo parliamo di economia circolare. Cooperative della cultura e del turismo in assemblea a Trieste. Costituito ufficialmente il nuovo gruppo giovani cooperatori a Pordenone. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La cooperativa Varianti nasce nel 2015, non per necessità ma per un desiderio di noi 5 soci, il desiderio di lavorare assieme nell'ambito culturale, mettendo assieme le competenze dei nostri ambiti di provenienza. Siamo un'antropologa, una sociologa, una grafica, un videomaker e un fotografo. E la nostra volontà era di lavorare assieme. Ci piaceva l'idea di creare dei progetti e di essere disponibili anche per incarichi poi, in cui le nostre competenze non si sommassero semplicemente, ma entrassero in sinergia e ci permettessero poi di lavorare sia dalla fase di progettazione che poi nella fase di realizzazione dei progetti appunto assieme. Quindi anche ad esempio la fotografia non deve essere un mero strumento per realizzare un progetto, ma entra assieme alle altre competenze a essere parte attiva nella fase anche di ideazione e di individuazione dei percorsi per la realizzazione di vari progetti culturali. Vari progetti culturali che portano poi alla realizzazione di mostre, alla realizzazione di pubblicazioni, alla realizzazione di video e documentari e una serie di iniziative comunque sempre nell'ambito culturale e anche di ricerca sociale, perché ci occupiamo anche di focus group, di mappe di comunità, comunque tutte quelle iniziative che hanno a che fare con il coinvolgimento delle persone, quindi con interviste sia giovani che adulti, anziani, come abbiamo fatto in molti casi. Fra i vari progetti che abbiamo realizzato mi piace ricordare Le Vie dell'Acqua, un progetto del 2017 che riguardava le architetture idrauliche nella Bassa Friulana, progetto che ci ha portato a realizzare fra l'altro una mostra al Museo Etnografico del Friuli qui a Udine e un documentario che ha visto tutti noi coinvolti in questa realizzazione. Quando le nostre competenze o le nostre forze non bastano, ci avvaliamo della collaborazione di altri professionisti e abbiamo anche dei contatti, delle collaborazioni con degli studenti che vengono a lavorare con noi per attività di tirocinio, insomma alternanza scuola-lavoro. Si è svolta nei giorni scorsi a Trieste, nella suggestiva cornice dell'immaginario scientifico, l'assemblea della Federazione regionale delle cooperative della cultura, del turismo e dello sport, settori fortemente penalizzati dal biennio di pandemia. Nel 2020 il settore cultura ha infatti perso il 35% dei ricavi e il 44% del fatturato, mentre quello del turismo ha lasciato sul campo il 29% dei ricavi e il 32% del fatturato. Lo ha sottolineato Serena Mizzan, presidente riconfermata della Federazione Cultura Turismo Sport di Confcooperative FVG. Il settore raggruppa 67 imprese con 6.288 soci.
Nel corso della pandemia ci siamo fermati e siamo ripartiti più volte, ha detto Mizan. Ora speriamo sia la volta buona, le nostre cooperative sono pronte a offrire servizi agli utenti in piena sicurezza, con ottimismo e voglia di affrontare il cambiamento e l'innovazione che i tempi richiedono, anche riprendendo a sperimentare e investire. Costituito ufficialmente il nuovo gruppo giovani imprenditori di Confcooperative Pordenone, che nella serata di venerdì 1 aprile ha organizzato l'evento Innesti, cooperare per generare nuovi frutti, al VCR Research Center di Rauscedo, di San Giorgio della Richinvelda, ai vivai cooperativi Rauscedo. Coordinatore del gruppo pordenonese è Luca Luison, presente insieme a Ilaria Mignutti e agli altri membri del gruppo, al vicepresidente di Confcooperative Pordenone Fabio Dubolino e al direttore Marco Bagnariol. Presente anche il sindaco di San Giorgio della Richinvelda, Michele Leon, e Pietro D'Andrea, presidente dei vivai cooperativi Rauscedo, oltre a diversi altri presidenti di cooperative del territorio. Trasmesso durante la riunione un video saluto del presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini. Nel 70° anniversario di fondazione di Confcooperative Pordenone, ha scritto nel suo indirizzo di saluto il presidente Luigi Piccoli, questo appuntamento assume una rilevanza particolare perché testimonia la voglia di dare continuità ai valori che caratterizzano e contraddistinguono la cooperazione. Nella cooperativa Varianti io mi occupo principalmente di fotografia, ma come tutti gli altri membri contribuisco anche nei momenti collettivi di lavoro, che sono principalmente quelli della progettazione dei nostri interventi in ambito culturale. In particolare poi io ho partecipato a dei lavori anche di scala abbastanza grossa per il Comune di Pordenone, per sviluppare il nuovo sito del Comune di Pordenone, per i musei civici di Udine e altre cose di questo tipo. Sono state delle campagne fotografiche nell'ambito specifico in cui lavoro, che è quello della riproduzione delle opere d'arte e delle foto di architettura. In questo caso applicate a tutti i musei di Pordenone e a tutti gli edifici storici di quella città. Un altro ambito mio di lavoro è quello del drone, delle riprese con il drone, nelle quali mi sono specializzato alcuni anni fa e che ultimamente prendono sempre più spazio all'interno del nostro lavoro. C'è poi la collaborazione con il videomaker della cooperativa, Paolo Comuzzi, con il quale ci conosciamo da molti anni e con il quale abbiamo avuto modo di sviluppare un'ottima intesa professionale nell'arco del tempo. In questi ultimi anni la nostra cooperativa ha avviato un'ottima collaborazione con i civici musei di Udine, ad esempio, e abbiamo realizzato più di una mostra al Museo Etnografico e al Museo di Friulano di Storia Naturale, sia proponendo noi, diciamo, le mostre, sia come incaricati di seguire l'allestimento sia grafico che la realizzazione dei contenuti multimediali e audiovisivi di varie mostre che sono state proposte. Fra le ultime collaborazioni appunto c'è la mostra sulla meteorologia e gli strumenti di Girolamo Venerio, che è stata fatta appunto al Museo Etnografico e anche al Museo di Friulano di Storia Naturale. E l'ultimissimo progetto che si è appena concluso era questa mostra che si intitolava Lo spazio tra la gente, che fa parte di un progetto che si chiama Heimat Museo, archivio diffuso di storie ritrovate, che la nostra cooperativa ha presentato al bando regionale per la cultura sullo slot per la divulgazione della cultura umanistica e che abbiamo sviluppato appunto tra l'inizio del 2021 e adesso siamo in fase conclusiva. Un altro progetto abbastanza importante di questi ultimi anni è stata la produzione di tutti i materiali audiovisivi per il Comune di Cividale. È stato inaugurato a settembre 2020 il nuovo sportello di informazione turistica nella nuova sede di Palazzo De Nordis. Per quell'occasione appunto sono state inaugurate a piano terra queste due video installazioni, una con una grande diciamo, proiezione su un pannello bifacciale e l'altra un video wall che aveva uno sviluppo orizzontale, dove appunto Varianti ha prodotto tutta una serie di video riguardanti la città, il suo patrimonio storico-culturale e tutto il paesaggio. Quindi oltre a questi progetti che ho citato, che soprattutto avevano a che fare con la committenza da parte di enti pubblici, chiaramente noi lavoriamo anche con privati
sempre cercando appunto di proporre, quando è possibile, dei progetti abbastanza complessi, perché siamo nati insomma per quel motivo lì, per cercare di sfruttare le professionalità di tutti i soci della cooperativa. Per cui quando è possibile cerchiamo di proporre dei progetti in cui possiamo lavorare tutti e dare ognuno il proprio contributo. Salve a tutti, l'inserimento delle persone fragili o svantaggiate nell'ambiente lavorativo è assai importante per la qualità della loro vita e quella delle loro famiglie. Su questo la Regione si è impegnata già da alcuni anni con degli strumenti legislativi ad hoc che coinvolgono anche le cooperative sociali. Ecco il motivo per cui oggi parliamo da Udine con Luca Fontana, Presidente di Federsolidarietà Regionale. Presidente Fontana, dal 2006 esiste una norma regionale che regolamenta o comunque favorisce in qualche modo il rapporto fra gli enti pubblici e le cooperative sociali. Nel merito, di cosa si tratta? È una legge regionale, appunto la legge 20, che recepisce la legge ancora prima del 91, la 381, che dà mandato agli enti pubblici la possibilità di fare dei rapporti diretti con le cooperative sociali, quindi delle convenzioni, per fare cosa? Per attivare le assunzioni di persone svantaggiate. Quindi di fatto si inserisce all'interno delle politiche di welfare per supportare le persone fragili e in particolare nei percorsi di lavoro. E dunque qui parliamo proprio di impiego, di possibilità di occupazione di queste persone che altrimenti dovrebbero essere prese a carico in un altro modo, giusto? Giusto, certamente, e questo è l'elemento direi valoriale di questa azione, perché si attivano effettivi inserimenti lavorativi attraverso le assunzioni di persone che altrimenti non troverebbero sbocco nel mercato del lavoro normale, in quanto queste persone sono in carico a dei servizi soprattutto nell'ambito della salute mentale e nella disabilità, quindi persone che hanno delle grosse difficoltà e che sarebbero totalmente a carico dell'ente pubblico, dei singoli comuni in particolare. Abbiamo parlato quindi del 2006, sono passati un po' di anni, probabilmente questa legge è già rodata. Come è andato in questo periodo il rapporto fra cooperazione sociale e enti pubblici? Beh, come tutte le leggi ha avuto bisogno di un periodo di rodaggio, ci sono stati i primi anni con qualche difficoltà, devo dire però che il rapporto con questa regione è stato sempre ottimo, infatti la regione ha mantenuto e aumentato gli interventi economici fino ad arrivare ad un budget annuo di 900.000 euro, questo negli anni ha facilitato gli accordi tra i comuni e le cooperative. Siamo arrivati ormai nell'ultimo anno di fatto alla copertura totale dei 900.000 euro, cioè vengono utilizzati tutti e questi 900.000 euro generano due dati secondo me importanti. Innanzitutto un giro d'affari di 2.700.000 euro, ma soprattutto oltre 70 persone assunto attraverso questi strumenti. 70 persone che ricevono una busta paga e che ricevono un lavoro dignitoso. E dunque diciamo che mi pare il bilancio è positivo, però appunto approfittando del fatto che è andata bene, forse si può fare anche qualcosa di meglio proprio per aumentare anche il numero delle persone coinvolte? Direi di sì. Cosa ci aspetta nei prossimi anni? Beh, questi cambiamenti epocali che stiamo vivendo ci prospettano senz'altro il tema di rivedere la legge, di rivedere la parte burocratica, cioè semplificarla, questo è un piacere non solo per le cooperative ma anche per gli enti pubblici, e aumentare il budget. È ormai diventato un budget che viene utilizzato complessivamente, a mio avviso vale la pena investire ancora di più per aumentare i posti di lavoro e quindi beneficiare di tutto ciò che può accadere a queste persone.
Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. L'azienda Marangon Marmi nasce nel 1973, è stata fondata da mio padre Pietro, che a sua volta era figlio di un marmista che lavorava da Aurisina nelle cave come scalpellino. Negli anni si è specializzata in diverse tipologie di lavorazioni e ad oggi diciamo che seguiamo tutti gli ambiti lavorativi della pietra, nel senso che possono essere quelli in ambito edilizio, di arredamento e funerario, nonché di arte sacra. Nel 2013 mio padre è andato in pensione e ci ha dato questa grossa opportunità a noi dipendenti di poter portare avanti l'azienda sotto una forma diversa, cioè abbiamo fondato questa società cooperativa dove alcuni di noi sono diventati proprio soci lavoratori e gli altri sono stati assunti dalla società. Abbiamo voluto sfruttare questa opportunità che ci ha dato di portare avanti tutta l'azienda, insomma il nome, quello che aveva già costruito lui nel corso degli anni, e con l'aiuto anche delle cooperative di Gorizia abbiamo formato questa nostra nuova azienda che ora è composta da noi 3 soci lavoratori, me, Davide Bertoli e Mauro Favaro, e abbiamo appunto assunto altri 2 ragazzi che lavoravano ancora prima come nostri colleghi e adesso sono qui sempre con noi. Ecco. Economia circolare. Ci affidiamo all'economista Leonardo Becchetti che nel 2015 ha scritto un libro molto importante dal titolo Economia circolare, un nuovo modello di sviluppo. Sentiamo cosa dice. L'economia circolare è un modello di produzione e di consumo basato sul riutilizzo, la condivisione e il riciclo dei materiali. Produzione e consumo. Il concetto chiave è proprio il circolo virtuoso che viene creato dalle aziende e anche dalle famiglie, riutilizzando le risorse e riducendo al minimo la produzione dei rifiuti, il cui smaltimento costa. Invece riutilizzare i rifiuti comporta all'interno dell'azienda o all'interno di altre aziende la produzione di altri beni che possono essere immessi sul mercato. In Friuli sono molte le aziende che già operano in questo senso, sia in termini pratici, sia studiando sistemi per riciclare i propri rifiuti. Noi della cooperativa Marmi Marangon di FMB di Capriva ci occupiamo di lavorazione di marmi sotto molteplici aspetti, dal punto di vista edilizio, arredamento, arte sacra, arte funeraria. I materiali che utilizziamo sono prettamente materiali locali,
come aurisina, piasentina, ma svariamo con materiali molteplici, diciamo, che provengono da tutte le parti del mondo. Non lavoriamo solo pietre, ma anche marmi e graniti. Per fare questo appunto ci avvaliamo di macchinari specifici, ma anche appunto della manualità dei nostri dipendenti, dei nostri soci. Ci avvaliamo della competenza dei nostri soci e dei nostri dipendenti che si formano sul campo. Ci siamo avvicinati a questa azienda tutti molto giovani e siamo cresciuti man mano con l'azienda proprio. Ci avvaliamo di 2 frese a ponte per il taglio del materiale, mentre per le finiture abbiamo una lucidacoste, una lucidacoste a testa movibile che ci permette appunto anche di fare lavorazioni come il toro, come mezzi tori e lavorazioni un po' più particolari, e una lucida piano, diciamo, che ci dà la possibilità di lucidare filagne di materiale che non siano appunto in lastre. La nostra clientela, diciamo, ci chiede adesso prettamente lavori di edilizia, ma diciamo, siamo una piccola nicchia specializzata anche in lavori di arte sacra e restauri di monumenti, anche manufatti antichi. Una nicchia che ci siamo appunto ritagliati con l'esperienza appunto che ne abbiamo derivato negli anni nella formazione, e ci permette appunto di fare un lavoro un po' più, diciamo, legato all'artigianato rispetto a questo mestiere qua che si sta un po' più meccanizzando. Proprio poco tempo fa abbiamo fatto dei lavori di restauro nella chiesa di Mariano del Friuli, in cui abbiamo, diciamo, smontato, rimesso a nuovo e riposizionato un tabernacolo antico del 1600, e nella stessa chiesa abbiamo realizzato 2 altarini votivi per posizionare delle statue.